intanto fare anche un resoconto degli aiuti che il Veneto ha mandato attraverso organizzazioni di volontariato, associazioni alpinistiche, gente che frequenta il Nepal per passione e soprattutto capire se ci sono ulteriori necessità dopo il terremoto che ha colpito in maniera così profonda e così importante gran parte del territorio nepalese. Poi per noi appunto è anche occasione per lanciare qualche messaggio e qualche iniziativa di carattere sia culturale ma anche turistico rivolto a un paese da una grandissima appunto e profonda storia e con una cultura incredibile anche dal punto di vista religioso, con una varietà di culti e di appunto persone che frequentano quel territorio in maniera importante. Quindi per noi è un momento appunto di confronto, anche di un debriefing, ripeto, su quanto è avvenuto sul terremoto, ma anche un momento per lanciare per il futuro ponti verso un mondo sicuramente lontano, ma molto vicino a tanti appassionati veneti. Dopo il terremoto il turismo era proprio andato proprio zero, quindi questa la mia visita si può promuovere che aumentiamo il turismo in Nepal. La relazione tra Italia e Nepal è bene, sta benissimo e sta andando meglio. Arrivano tanti turisti in Nepal da Veneto, tanti alpinisti. A qualche tempo dalla calamità noi abbiamo una nostra raccolta di fondi aperta immediatamente, a quale hanno aderito oltre che i nostri soci anche altre istituzioni, ma visto che l'emergenza proprio immediata adesso non c'è più, ci sono grossi problemi, ma vorremmo raccogliere e destinare in maniera che sia tangibile nel mondo dell'alpinismo nepalese. Siamo in contatti con i nostri omologhi del club alpino nepalese, con il quale tra l'altro ci lega una storica amicizia, e assieme destineremo, secondo le loro indicazioni, quello che noi abbiamo raccolto. Però adesso si tratta di ricreare la fiducia ritornare a frequentare le montagne del Nepal, le più belle montagne del mondo. Chiaro che dopo una tragedia, oltretutto con le difficoltà di spostamento, che non sono poche, però fa parte tipica dell'uomo di montagna, l'esplorazione, e anche questo è un modo di esplorare.